Scuole chiuse a Treviso, Villorba e parzialmente Vittorio Veneto, perché quella della tappa del Giro d'Italia sia, dice il sindaco del capoluogo Mario Conte, una giornata di festa per tutti e sulle strade già soggette a stop e divieti non ci sia troppo traffico da gestire. Venerdì 31 maggio partenza della tappa Treviso-San Martino di Castrozza dal cuore della città, anche se il chilometro zero partirà in realtà da strada ovest a Villorba. Ovviamente queste grandi manifestazioni comportano anche una logistica molto impegnativa e per andare incontro a queste esigenze chiuderemo le scuole il venerdì 31. Mi scuso se ci sarà qualche disagio per chi comunque dovrà in quei giorni lavorare, però il Giro d'Italia è un'opportunità troppo importante per la nostra città. Oggi pomeriggio sindaci e forze dell'ordine hanno partecipato a un apposito tavolo in prefettura per definire l'apparato da mettere in campo sui 66 chilometri trevigiani della tappa. Proprio in queste ore con il prefetto si stanno definendo tutti gli aspetti organizzativi. Il prefetto stesso sta coordinando tutte le forze di polizia che saranno impegnate in questi 2 giorni di festa affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi. Ciclismo ma anche calcio nelle cronache, perché si costituirà ufficialmente a giorni il consorzio di imprenditori che darà vita sul modello della De Longhi Basket al nuovo Treviso Calcio. E da troppi anni, ben 8-9 anni, siamo i tifosi, la città è delusa dalle gestioni che hanno portato avanti fino adesso il mondo del calcio. Quindi abbiamo dato un taglio netto con il passato, ci ripresentiamo con una nuova società sana e che punta molto al settore giovanile. Quindi consorzio e società, esattamente il modello vincente che sta portando dei grandi risultati nel mondo del basket.